Stavo per chiudere la porta e invece loro me l'hanno aperta sul muso praticamente e quindi sono caduta per terra. Poi mi hanno dato una pedata e mi hanno detto: so che lei qui ha una cassaforte. E un'altra pedata. Allora non sono stata là tanto a fare la coraggiosa, ho detto sì, è lì, si prenda quello che c'è dentro, che tanto non c'erano tanti soldi, però li ha presi tutti e dopo sono spariti due uomini col casco integrale. Monica Biasina è stata lucida e ferma anche negli attimi più concitati, mentre i due malviventi che le sono piombati in casa non hanno avuto alcuna pietà. Due uomini contro una donna sessantenne con disabilità, ma lei stessa il giorno dopo ammette che poteva andare peggio. Si tirano fuori il coltello e invece mi hanno solo dato tante pedate. I fatti nel tardo pomeriggio a Casale sul Sile, in questa abitazione al primo piano di via Buonarroti, sono da poco passate le 17 quando i due uomini di corporatura robusta e accento pare dell'est fanno irruzione. La stessa proprietaria di casa non parla di una mera casualità. Se il cancello non ha, come dire, si apre a mano perché si è rotto il motore, quindi sapevano già tutto. Non è possibile che vengano dentro e sappiano. Lei qui ha una cassaforte, mi hanno detto. Come fanno a dire lei qui ha una cassaforte? Nella cassaforte i due rapinatori trovano 350 euro, soldi che servivano a pagare l'IMU. Il tempo di agguantarli e darsi alla fuga sembra a bordo di uno scooter. Sulle loro tracce i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, che hanno effettuato anche i rilievi scientifici a caccia di impronte e altre tracce. Purtroppo non ci sarebbero in zona telecamere. Il referto del pronto soccorso, dove la donna è stata portata per accertamenti, parla di due vertebre incrinate, 30 i giorni di prognosi, più profonde ancora le ferite dell'anima. Perché visto come va l'andazzo qua, che ti menano per 10 euro, sono solo codardi.